Rieccoci qua amici telespettatori, ben trovati naturalmente in questa bella rubrica, la rubrica del Cerco Amici. Oggi vi voglio presentare un altro ragazzo che è in cerca costantemente di nuove amicizie. Si chiama Antonino, ha 40 anni e viene da Paceco. Allora Antonino, parlaci un po' di te. Allora, io lavoro sempre in campagna io, a cogliere meluna, uva, tutte cose, da centro agricolo sono. E mi piace cucinare pure certe volte. Per ora non lavori? Per ora non lavoro, prendo il reddito di cittadinanza e che lavoretto sempre mi viene da fare. Quanto tempo è che sei single? 10 anni. 10 anni, cioè significa che tu in 10 anni non hai avuto possibilità di nuove amicizie, cose, frequentamento? Niente completamente, niente. Certo è brutto, giusto? Certo, la solitudine è brutta, come purtroppo noi sappiamo che cos'è perché ne intervistiamo parecchie persone che si sono trovate sole e tuttora diciamo soffrono tantissimo. Va bene Nino, ascoltami, tu hai detto hai 40 anni, giusto? Sì. E sei originario di Paceco e abiti a Paceco. Sì. Innanzitutto abiti da solo? No, con mia madre. Con tua madre, però abiti a solo, diciamo. Solo, sì, sei sì, tu e tua mamma. Sì. Va bene, questa ragazza che noi dovremmo conoscere, sì. Che età dovrebbe avere, essendo che tu hai 40 anni? 35, 39, no, 35, pure 25, non è che c'è il problema. Esatto. Quindi partiamo da una base, dai 25 in poi? 25 in poi, sì. Fino ad arrivare a un massimo di? 35, 37, 39. Quindi dai 25 ai 40. Pure che ai 43 un po' niente, perché 6 anni allora facciamo dai 25 ai 45? Esatto. Quindi dai 25 ai 45. Nino sta cercando, non è che sta cercando la luna, come dovrebbe essere questa ragazza? Semplice, solare, questo. Esatto, dico se si dovesse magari farsi, non so, farsi sentire qualche ragazza anche magari che in carne, l'accetti lo stesso, no? Sempre piacevole, va. Esatto. No, anche perché la carne ti piace, giusto? Certo, perché a essere sicca no. Esatto. È giusto tutta ossa. Certo, esatto. Va bene Nino. Ripeto, parlaci un po' di te, come passa il tempo, la mattina a che ora ti alzi, cosa fai? La mattina mi sono alle 7 e mi pulizio tutta casa. Dopo ne esco, ho fatto il pane, ho fatto un po' di spesa e mi ricampo poi, verso l'11:30 mi ricampo verso in casa. E giorno per giorno tu fai sempre la solita vita? La solita vita. Certo, giustamente. E non parli con nessuno, non hai... No, all'amici live, ne con live. Amici maschi? Maschi. Tu giustamente vai cercando un'amica femmina? Certo. Giustamente? Certo. Va bene. Allora ascolta Nino, per tutte quelle ragazze che ti volessero conoscere, sì. Come possono contattarti? Tramite il tuo numero di cellulare? Il cellulare non ce l'ho per ora. Non ce l'hai. E allora come possiamo fare? Contatto con te dopo, non lo so. Sì, allora diciamo contattano me alla redazione, esatto. Al numero mio. E mi viene a trovare. Esatto. E io vengo a riferire a te. Esatto. Va bene. Quindi per tutte quelle donne che partono dai 25 e arrivano massimo a 45 anni, che volessero conoscere il nostro Nino, 40 anni di Paceco, non possono fare altro che rivolgersi alla nostra redazione inviando un sms al numero WhatsApp 348 0382 850. Naturalmente noi prenderemo questo messaggio, ovviamente ci faremo certi di chi siete, non è che noi possiamo prendere diciamo persone sconosciute, vogliamo sapere chi siete, quanti anni avete, eccetera eccetera, alcune informazioni, dopodiché le passeremo qua al nostro amico Nino, per cui fatevi sentire perché Nino è qui e sta aspettando proprio una nuova amicizia. Dico bene Nino? Sì. Va bene, ora parliamo invece di cucina. Esatto, cosa ti piace a te mangiare? Io il piatto mio preferito è, io c'è tutto accanto una fettina di pesce spada e fatto pesce spada, melendane e pomodoro. Quindi ti piace il pesce? Pesce e anche la carne, tutte cose mangio. Esatto, quindi il problema di mangiare un altro. No, tutto. Quindi, poi, cioè, hai altre... No, così, qualche dolce, qualche gelato, questo. Esatto. Hai qualche hobby particolare? No. Fumi? Sì, per fumare fumo. Per fumare fumo. Sì. Bevi? No, bevere un mico. Bevere? Niente. Perfetto. Va bene, per cui amiche telespettatrici, abbiamo detto tutto. Per cui se siete interessati a conoscere il nostro Nino, ripeto, 40 anni di Paceco, un ragazzo a posto, fatevi sentire con la nostra redazione. Lavoratore pure. Lavoratore. Lavoratore al 100% mi sta dicendo Nino, Lavoratore, sempre, lavoratore. In qualsiasi cosa si adatta.
tutte cose, gli aidina, tutte cose faccio io, tutto, Esatto. tutto, l'attrezzatura la ho tutta in casa, Perfetto. E sai fare pure i lavori domestici, no? tutto, Che sai, cioè a pezzare menzole, cose. tutto, tutto, Cantare gli ova. tutto, Soprattutto cantare gli ova. tutto. Perfetto. Per cui, amiche telespettatrici, ripeto, fatevi sentire, Nino è qua e sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica del Cerco Amici, Alberto vi saluta e vi saluta pure Antonino. Antonino. Ciao ciao! Oh yeah!